Tutto pronto per la festa del 2 giugno, 77° anniversario della fondazione della Repubblica. A comunicarlo è la prefettura di Agrigento. Anche in questa provincia si svolgeranno le celebrazioni del 77° anniversario della fondazione della Repubblica, appunto il 2 giugno. La cerimonia militare organizzata dalla prefettura di Agrigento in collaborazione col Comando Provinciale dei Carabinieri con il comune di Agrigento inizierà alle ore 9:30 in piazza Vittorio Emanuele, luogo centrale della città in cui insistono gli uffici centrali della prefettura, della questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e dell'ex provincia regionale, a fianco le poste italiane. La stessa sarà preceduta dalla marcia della fanfara dei bersaglieri, che seguirà i brani musicali durante la cerimonia da una sfilata militare che partirà alle ore 9 da piazza Municipio, percorrerà tutta la via Atenea fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele. Oltre alle rappresentanze delle forze armate e delle forze di polizia, saranno presenti le più alte autorità civili e militari della nostra provincia. Successivamente, presso l'atrio del Palazzo del Governo, è in programma la cerimonia di consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e delle medaglie d'onore ai cittadini meritevoli. L'evento sarà arricchito anche da momenti musicali eseguiti dagli alunni del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento e da alcune letture di testi effettuate sempre dagli alunni che introdurranno l'intervento dell'attore agrigentino Gaetano Aronica. Presenti anche i ragazzi del CPIA che seguiranno un dialogo sul significato della democrazia.